pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un tragico incidente stradale che si è verificato questa mattina nella strada statale 194 a pochi passi da Mione Bagni. A causa del sinistro ha perso la vita un uomo di 59 anni di Mister Bianco che era alla guida di un furgoncino quando si sarebbe scontrato con un mezzo pesante. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il 59enne ormai privo di vita dalle lamiere dell'auto. Un medico e 3 operatori sanitari che inserivano dati di falsi tamponi nella piattaforma Sirges per far ottenere illegalmente dei Green Pass sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Messina. Nei loro confronti le Fiamme Gialle hanno disposto un'ordinanza del GIP che ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata alla redazione di false certificazioni e dispone la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo la ricostruzione dell'accusa, ad usufruire del meccanismo illecito sarebbero stati 132 messinesi. I costi per ogni singolo tampone erano variabili da un minimo di 10 ad un massimo di 20 euro. Sarebbero stati un infarto intestinale e una emorragia polmonare a provocare la morte di Antonella Geraldi, la 53enne nissena deceduta durante un intervento chirurgico all'ospedale Sant'Elia il pomeriggio del 6 gennaio scorso. È quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'obitorio dell'ospedale di Caltanissetta sul corpo della donna dai medici legali Nello Grassi di Palermo ed Elvira Ventura Spagnolo di Messina. Questo quanto è emerso in via non ufficiale a seguito dell'esame autoptico, ma per il referto bisognerà attendere 90 giorni. E chiudiamo questa edizione con la politica siciliana. Nonostante sia il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè all'Ars non ha più il nome del partito. È l'effetto del ritiro della richiesta di deroga formalizzata la scorsa mattina con una lettera trasmessa all'ufficio di presidenza che doveva votare ieri per mantenere o meno il gruppo di Forza Italia con 3 parlamentari, uno in meno del numero minimo previsto dal regolamento parlamentare per la costituzione dei gruppi. È solo una questione tecnica, sarà gruppo misto Forza Italia, ha detto Miccichè. Al suo fianco resta solo Michele Mancuso, giacché il terzo componente del gruppo originario, Nicola D'Agostino, ha scelto la soluzione più logica, l'iscrizione al gruppo di Forza Italia all'Ars, quello degli Schifaniani, che adesso gode di 11 parlamentari. È tutto per questa edizione, vi aspetto nel prossimo appuntamento alle 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.